In queste puntate passa 200 domande per un appalto, 9 telechiamaris per sicurezza in città, i news colors di Udin a Palazzo d'Aronc, gli appuntamenti delle settimane. Il boccodromo che l'estate tira su a Cusigna è già ormai biele che finito, ma gli soparis di completamento, vengono stai queste macchine perché che lo dopraranno, sono giuste in fase di appalto. E la sorpresa dagli uffici del comune è che per queste opere, un parco macchine di 227 posti, che vignerà a costare sia 139.000 euro, e sono passe 200, per precisione 221, di soffertis rivadis di ditis di tutta Italia, un vero e proprio record. Al volare un piace quindi per valutare tutti questi soffertis, ma in tutto caso, dentro dal mese di gennaio, la opera sarà regolarmente appaltata. All'asse sturnís, in tutto caso, il gran numero di imprese che hanno fatto parte al band, perché di una banda al mostra l'interesse perché Jens, tanto che il comune di Udin, che non ha fermato le opere in tempi di crisi. D'altra bande al panta anche la situazione di difficoltà di tante realtà di edilizia che hanno per da buon bisogno di lavorare e non lasciano ormai nulla di intentato per provare a vincere una gara di appalto. L'opera non larà dome a servizi dal new film plan per il gioco des balis, che larà in funzione che di post mese che al potrà avere passa 400 spettatori per gare e eventi che si tegneranno dentro. E commenterà anche per tutte le strutture sportive dell'intorno, prendi tutto palestre e ballon, che fanno diventare Cusigna la terza area sportiva della città, da Spodai Ricci e di Padia. Installazione di 22 nuove telecamere sul territorio del comune e realizzazione dal primo anello di rete di connessione a fibri ottiche. E sono questi i lavori che verranno portati in davanti ai mesi che vengono dal progetto di sviluppo di sicurezza in città affidato a sistemi telematici. Voi virtuali che più di qualche volta hanno aiutato i responsabili delle forze dall'ordine a sclarire episodi non massa edificanti. Per questo il potenziamento di questi imprese è strategico per far sentire più protetti i cittadini e la Regione ha dato un contributo di 600.000 euro per permettere a questura e polizia municipale di chiarare in tempo reale l'evoluzione sia dal traffico che dall'ordine pubblico. Di telecamere in città hanno già 19, ma con questi arrivi come passeranno a oltre 40, controllati dalle sale operative delle polizie municipali. Per installare gli nuovi si li spoglierà su pai de luce e semafori. La spesa commenterà tutto caso anche attenuamenti e flussi di viabilità e intervenire in maniera svelta tal caso di incidenti o gradazioni di codici, in particolare con grandi manifestazioni. L'ambizione per la Vigny è anche che di integrare i sistemi con tanti sistemi di videocontrollo privati mettono su di banchi, pueste e botteghe. Chi che sta in città, via per vacanze e vuole da un cucca a una piccola ma interessante mostra, e può visitare in Chimò fino a Epifanie Colors di Andrea Bernardis, esposizioni fotografiche dal Salon del Popolo di Palazzo d'Aronc, municipi del comune di Udin. L'esposizione in maniera di associazioni vicino lontane da Lucai, l'Unione delle Comunità Immigrati, e fa svio degli nuovi musici dal paesaggio urbano di ogni dì, che è da immigrati che hanno mudato la composizione demografica di tutte le città italiane dagli ultimi 20 anni. 89 scatti in bianco e neri e sono il risultato di un lavoro durato 2 anni che fino è diventato anche un libro corredato di un saggio dell'antropologa Roberta Altin. In tutte queste fotografie si può stilare di un chiamtom differente la nostra realtà e si può dire che si tratta per davvero di un bel esercizio per i figli di un popolo che è il Furlan, che per centinaia di anni sarà cercato il pan dell'emigrazione, anche se come al semeve smenteato questa parte della sua storia. La mostra si potrà avviare di ogni dì, di non fa buonore a misdì, ed è 3 ai 6 da spomisdì, ma no miércoles e vinas da spomisdì. La domenica è serata. Gli appuntamenti delle settimane. Concerto di piano con Rodolfo Ritter e l'Orchestra Regionale di Chiamere Camerata Strumentale Italiana, diretta di Fabrizio Ficciur, l'11 e 20 di dicembre a Snuf Macron Quarti Sera al Palamostra.
Concerto dal coro dal Friuli Vignesi Giulia di Re di Cristiano dell'Oste. Luis Bacalov e Staba la Madre, Missa Tango. Martar 6-29 di dicembre, a Snuf un quarto, al Teatro Gnuf. Partirà il 2009 e saluterà il 2010, gran concerto di musica live e DJ set per fare feste a Chiadalan. Io il 31 di dicembre in Piazza Libertà, des 10 di sera in A. E Talan Gnuf, concerto dall'organismo Manuel Tomadin, martedì 6 di gennaio, alle 8:30 di sera, all'Iglesia di San Giorgio. Mercoledì 6 di gennaio, des 5 alle 5:30, Pignarui in Baldassarie Alte, a San Uldri e al Parco OPP di San Zualt.